Buongiorno, io non ho portato diapositive, è stato molto interessante quello che ho sentito. Meno male che non si parla di Barolo, perché sento che si sposta tutta questa viticoltura in altre areali. Se pensassi che un Barolo Brunello si facesse in Svezia, comincerei a essere un pochettino preoccupato. Per gli spumanti invece la storia è un pochettino più leggera, però ognuno non vorrebbe spostare il proprio vigneto. E quindi bisogna affrontare dei problemi. Io voglio parlare proprio terra da enologo, come lui è anche produttore molto più bravo, ma che cosa succede? In queste zone dove a vocazione c'era Chardonnay Pinot Nero. Il Pinot Nero è stato scelto perché ha una maturità precoce e poteva arrivare alla raccolta senza cedere per esempio molte sostanze coloranti. Con queste temperature più alte, anche in Alta Langa, e in Piemonte, che bisogna riconoscere che lo spumante è nato in Piemonte, sia il metodo Martinotti che il metodo classico. Abbiamo già avuto discussione a Casale, vero? Una cosa positiva. Martinotti era piemontese, Martinotti, Federico Martinotti, piemontese di Villanova di Casale, quindi piemontese. Io sono di Ughiera, quindi non è che devo difendere il piemontese. Però questa cosa comincia a spostare il vettore verso lo Chardonnay. Perché? Perché lo Chardonnay si può aspettare un po' di più e non cede tutte queste sostanze coloranti, ci sono meno tannini, quindi la cosa sta cambiando un pochino, no? Prima quando si voleva il vino importante, il Pinot Nero, un po' di Chardonnay, o soltanto Pinot Nero. E negli areali come in Alto Adige, dove oggi invece riesce ancora a maturare in una soluzione, perché non è che bisogna andare a raccogliere uno in matura, uno dice ma la raccolgo in matura, deve farlo per vedere cosa gli succede. Allora si sta cambiando un pochettino questa visione, e in più qualcuno ha una bella idea di dire ma no, usiamo qualche varietà locale, tipo il Nebbiolo, no? Lo raccolgo prima e faccio lo spumante. Altra bestialità, non basta seguire la maturità tecnologica, oltretutto non c'è nessuna nostra varietà locale che io conosca, tranne qualcuno, non la tengo per me, che abbia gli stessi aminoacidi che hanno il Pinot Nero e lo Chardonnay. Gli aminoacidi sono estremamente importanti, prima per la longevità di un vino, ma secondo permettono di avere durante la fermentazione degli esteri che gli altri non permettono di avere, e soprattutto di formare quelle reazioni di Maillard durante l'affinamento, quei profumi e quei gusti che non si hanno altrimenti. Quindi utilizzare un Trebbiano che non li ha mi lascia un pochettino perplesso, e un Nebbiolo lo stesso. Ecco. Allora questo primo aspetto da enologo, perché avendo accumulato un sacco di anni di esperienza mi sono trovato quelli con cui ho fatto lo spumante 30 anni fa e dice adesso assaggiamolo, no? Bisogna provare quello con Pinot Nero, ragazzi, vinci 4-0, poi c'è lo Chardonnay, poi. Bene, allora l'altro aspetto, il mio viscera sezonalico, che io sappia, l'ho studiato forse all'università un po' di tempo fa, la prima funzione acida dell'acido malico è 3,55. Voi avete mai fatto uno spumante 3,55? Vi piace, no? Lui sgancia, l'idrogeniolo è 3,55. Il problema dell'acido malico è che finché lui c'è, tiene in gioco, senza legarli, gli ioni potassio, che quando viene respirato li lascia liberi, vanno a finire sulla prima funzione dell'acido tartarico, che ha 3,1 di pK, e si lega lì e abbassa l'acidità. Quindi questo acido malico, quando io leggo acido malico, ho scritto in qualche articolo, forse anche su Google, che quando uno pensa all'acido malico è come voler mettere le ali a un cammello. Allora non capisce niente dell'enologia, non è l'acido malico che fa l'acidità, perché ha 3,55 di pK, ma è l'insieme di questa storia che deve essere un attimo rivista. Certamente la viticoltura ha una grande importanza, il potassio, questo, quell'altro, non voglio entrare in merito, ma la vigna deve essere fatta per fare lo spumante, come quel del Nebbiolo dell'Alta Langa. Non è che possiamo andare a togliere i racimoli e fare lo spumante, anche il Vezzolo potrebbe dire qualcosa su questo aspetto. Bene, l'altra cosa che ho visto in tutti questi anni è stata
l'aumento, di solito non se ne parla mai, mi aspettavo che il dottore prima lo dicesse perché è stato molto attento, molto bella la sua relazione, ma oggi andiamo a raccogliere un po' prima i grappoli e c'è disomogeneità tra gli asini. 15 anni fa avevamo il 10%, oggi il 60%, un asino è diverso dall'altro nell'ambito dello stesso grappolo. E questo che cosa vuol dire? Che noi facciamo la maturità tecnologica prendendo una media di asini, ma non corrisponde, io lo faccio fare in me, ho 13 cammelli con me che lo fanno, ma mi hanno detto a un certo punto si sono rivoltati, no, vogliamo diventare cavalli, usiamo la deviazione standard, lei la media non ce la fa più fare, perché facendo la media della serietà pH arriva un mostro che è completamente diverso da quello che dicevano per gli asini, quindi è la deviazione standard che ci permette di capire quali sono i maturi e quali no, e perché? Per due motivi, uno fisico e uno fisiologico. Quando la fotosintesi supera 36 gradi c'è un blocco della fotosintesi e di conseguenza non matura più niente. Oppure quando c'è disidratazione si concentrano gli zuccheri, si concentrano gli acidi, ma quali? Voglio dire, il problema è proprio la differenza degli acidi che c'è in questi grappoli. Sugli aromi non entro, sono un po' discordo su quell'aspetto lì, poi i noradisperenoidi hanno bisogno di una bella stangata acida per idrolizzarsi, per sentire, no? Voglio concludere dicendo una cosa. Non si è parlato di metodo in autoclave Martinotti, se me ne ricordo, no? Federico Martinotti, grazie a Dio, lavorando per la Cancia, ho avuto nell'archivio 150, non ho letto solo 40 lettere che Martinotti ha scritto dal 1898 al 1910 ad Arnaldo Strucchi per mettere a posto questo metodo. Questo è un genio, questo era un genio perché ha portato nell'enologia un modo efficace e semplice per mantenere la temperatura, cioè il freddo, perché per fare uno spumante basta mettere una quantità per determinata di zuccheri che si arriva, premesso, grazie agli spumanti l'enologia d'arte è diventata scienza, quindi fare uno spumante e poi fare un parolo lo gioco, però non proprio, comunque è più facile perché uno spumante insegna la tecnologia. Lui è stato un genio, anche perché doveva lo champagne italiano, aveva il moscato, e quindi aveva capito che era l'azoto che gli faceva fare la rifermentazione. Nel contratto che aveva 4.000 lire all'anno, quindi tantissimo per la Gancia, lui doveva far sì che le bottiglie rimanessero limpide per 6 mesi dopo l'imbottigliamento. Allora aveva capito che facendo partire i lieviti, raffreddando e filtrando, ripartire, raffreddando e filtrando, lasciava soltanto una piccola quantità di azoto, per cui dopo l'ultima fermentazione non ripartiva più la fermentazione in bottiglie senza aggiungere antifermentativi e senza una microfiltrazione. Chiamatelo genio. Charmaine ha brevettato uno scaldabagno. Lo capisci, lo capisci perché lo chiamo metodo italiano, no? E oltretutto volevo finire dicendo questo, che è vero, come ha detto il nostro collega amico siciliano, che le condizioni difficili sono quelle che si fanno uscire. Non voglio ricordare quello dell'86, no? Però le condizioni difficili sono quelle che si fanno migliorare, sicuramente, sono quelle che si fanno impegnare e si impegneremo. Io mi impegnerò per non spostarmi in alto, anche se avevo il progetto di fare un vigneto a 2000 metri, però non per farlo spumante. Ma la cosa importante è che bisogna capire che il metodo Martinotti esalta il vino, anche il vino così lo esalta perché fa un breve tempo, ricco di esteri. Invece il metodo classico è esaltato dal vitigno, quindi la mentalità deve essere completamente diversa, e se non studiate gli aminoacidi non va dal metodo classico.